Più di 30 anni a difendere i colori di un quartiere, seguendo i principi della lealtà e del rispetto. Il gruppo sportivo San Paolo nasce a Sassari nel 1986 per l'iniziativa dell'allora viceparroco Tori Bulla, che volle aggiungere alle diverse attività pastorali anche quella sportiva. Il presidente era Gianfranco Addis, l'allenatore Antonello Molino, il primo campo di allenamento l'Oliveto di Via Livorno, il cortile del seminario. Valori cristiani e spirito sportivo hanno ispirato da subito le attività della San Paolo e con questo spirito e con tanti sacrifici è stato realizzato il campetto della parrocchia. Il progetto San Paolo ha visto impegnati tanti appassionati dirigenti e sacerdoti come l'indimenticato Don Moretti e Don Luciano, che hanno fatto rivivere l'oratorio della chiesa e sono riusciti nell'impresa di trasformare il vecchio campetto in terra battuta in un impianto moderno in erba sintetica, realizzato grazie anche alla Fondazione Banco di Sardegna. In 3 decadi, i giovani sassaresi hanno brillato in prestigiosi eventi regionali, quali il Buzzetto, il Vernissano, il Sardinia Cup, il Malion Sellis e la Gazzetta Cup del Centro Sportivo Italiano. Dal 2009 alle squadre giovanili si è aggiunta la terza categoria e la Juniores. Dal 2011 il direttivo guidato dal nuovo presidente, Antonello Saba, sta cercando di continuare il progetto iniziato dai fondatori, affermando il diritto di ogni bambino a giocare e divertirsi senza pressione. Un momento nel quale è fondamentale acquisire entusiasmo, ecco, quindi la possibilità di essere a conoscenza di quelli che sono i propri mezzi per poter centrare quelli che sono gli obiettivi che la società si è prefissata all'inizio dell'anno. Gli obiettivi quest'anno dei campionati regionali sono certamente qualitativamente più migliori rispetto a quelli degli anni scorsi, con l'elite che non è presente, quindi ci sono alcune squadre che hanno una qualità notevole. Sia nei giovanissimi che negli allievi il nostro obiettivo è quello ovviamente di far bene, di raggiungere una salvezza senza troppi patemi d'animo e magari poi, se un po' la fortuna e anche la qualità dei nostri giocatori ce lo permette, magari ambire a qualcosa di superiore. Il gruppo sportivo ha un totale di 28 squadre formate che svolgono campionato tra Centro Sportivo Italiano e Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono 28 squadre divise in circa 385-400 atleti. In questo momento abbiamo un movimento molto grosso, siamo premiati dai numeri principalmente, ma evidentemente se siamo premiati dai numeri qualcosa di positivo stiamo riuscendo a fare. Per promuovere l'attività sportiva nel quartiere, la San Paolo collabora con i genitori nell'educazione dei figli attraverso un codice etico che tecnici, dirigenti e giocatori devono rispettare, una filosofia di gioco che diventa una scuola di vita. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo